Buonasera dal Palarogai di Prato per la quarta giornata del campionato di Serie A2 Girone B di hockey su pista che mette di fronte i padroni di casa dell'Hockey Prato 1954 e il Roller Matera. Vi diamo lettura delle formazioni delle squadre. Il Roller Matera, i due portieri sono il numero 17 Lausi e il numero 18 Pigato, poi giocatori di movimento, il numero 10 Matera. Frattanto c'è il fischio d'inizio dato dal direttore di gara, che è il signor Sala, mentre l'arbitro ausiliario è il signor Minonne. Completiamo la formazione del Matera appunto con il numero 10 Matera, il 3 Piozzini, il 13 Torres, il 33 Ferrara, il 5 Rondinone, il 2 Santeramo, il 74 Monticelli, il numero 36 Amatulli. L'allenatore è il signor Valerio Antezza. La formazione di casa è maglia bianconera, presenta i due portieri fratelli Vespi, Vespi Alessandro con il numero 1, Vespi Francesco con il numero 10, poi il 5 Baldesi, l'11 Santoro, il 6 Benelli, l'8 Mugnai, il 21 Capuano Alberto, il 3 Capuano Lorenzo, il 99 Poli. Frattanto c'è stata un'azione con tiro di Capuano Alberto, dicevamo 99 Poli, 4 Barbani, l'allenatore è Bianchi e Tommaso. Entriamo in cronaca diretta, ricordiamo che il Roller Matera dopo 3 giornate ha 6 punti in classifica, mentre l'Hockey Prato è ancora fermo a quota a 0. E ora il Roller Matera che manovra a metà pista con il numero 2 Santeramo, lo scambio con Torres, ancora Santeramo, la conclusione dalla distanza, la risposta del portiere Vespi, pallina recuperata da Baldesi, l'appoggio per Barbani, il quintetto iniziale del Prato, Vespi in porta, poi Baldesi e Barbani e due fratelli Capuano, Lorenzo e Alberto. C'è frattanto questa conclusione dalla distanza respinta dal portiere Lausi. Altra conclusione dalla distanza di Monticelli, ribattuta, pallina ancora in possesso del Matera. La conclusione di Santeramo che sibila vicino alla porta di Vespi, ma viene recuperata da Capuano Lorenzo, che può rimpostare per Baldesi alla balaustra, lo scarico all'indietro per Barbani che supera la metà pista. Pallina filtrante di Capuano Lorenzo, però recuperata dal Matera con Santeramo. Pallina dentro, recuperata però da Capuano Alberto. Pallina lunga per il fratello Lorenzo che non può agganciare. Palla recuperata dal Matera con Santeramo. Poi Piozzini, ricordiamolo, 9 reti, il capocannoniere del Matera. La conclusione di Piozzini finisce al lato, pallina recuperata da Baldesi. La conclusione di Baldesi. E poi è il Matera con Piozzini. Il tiro del numero 13 Torres sibila al lato. Ancora Matera in avanti con Piozzini, però è fermata l'azione offensiva del giocatore del Matera. Dall'altra parte la conclusione di Capuano Alberto, respinta dal portiere del Matera. Inizio subito vivace della partita con le due squadre che si stanno fronteggiando a viso aperto.
Piozzini, ancora Piozzini, pallina dentro però recuperata da Capuano Alberto per Barbani, ma è ancora Matera a ripartire. Santeramo va dietro porta, però la pallina è recuperata da Baldesi, il lancio per Capuano Alberto. Prato e intanto pallina filtrante per Baldesi che va a realizzare, pallina filtrante per Baldesi che davanti al portiere Elausi va a realizzare, portando in vantaggio l'Hockey Prato quando se ne sono andati 24 minuti e 58, 23 minuti e 58 secondi. Quando se ne sono andati 3 minuti e 58 secondi di questo primo tempo. Quello che vi ho detto prima erano i minuti che mancavano alla fine di questa prima frazione, quindi vantaggio firmato da Baldesi in questo inizio di partita veloce, con le due squadre che giocano a viso aperto. Dicevamo Matera 6 punti in classifica, 2 vittorie e una sconfitta. Seguiamo ora Capuano Alberto che riceve un colpo involontario alla testa. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore, il gioco è stato fermato e si ripartirà naturalmente con il possesso pallina per Matera. Che scambia ora dietro porta, c'è Santeramo, pallina all'indietro per il numero 13 Torres, ancora Santeramo, il tiro, pallina ancora recuperata all'angolo da Piozzini che scarica all'indietro per Santeramo, la conclusione dalla distanza, pallina recuperata da Prato che riparte con Barbani, mette dentro, pallina ribattuta dal portiere e ripresa da Santeramo che è già nella metà pista del Prato. La conclusione di Santeramo respinta da Vespi, pallina ancora in possesso della formazione materana e Santeramo a metà pista, lo scambio con Piozzini, ancora Santeramo, conclusione dalla distanza ribattuta dai giocatori del Prato, però pallina ancora in possesso del Matera che però la perde ed è Capuano Lorenzo, l'appoggio per Barbani, all'indietro per Capuano Alberto, poi Baldesi supera la metà pista, Baldesi la conclusione che sibila vicino al palo, può ripartire velocemente il Matera con la conclusione del numero 2 Santeramo e la risposta di Vespi Alessandro. C'è ora time out richiesto dalla panchina del Matera da Valerio Antezza, quindi quando mancano 17 minuti e 16 secondi alla fine di questo primo tempo, vantaggio Prato con Baldesi che dopo poco meno di 5 minuti ha sfruttato bene un'imbucata, se non andiamo errato, di Capuano Lorenzo, pallina filtrante, il giocatore in area ha battuto di prima intenzione il portiere Elausi
portando in vantaggio la formazione pratese allenata da Tommaso Bianchi, che dopo 3 giornate di campionato è sempre ferma a 0 punti. Nelle ultime 2 giornate sono stati fatali per la formazione pratese gli ultimi 5 minuti di gioco, sia nella partita casalinga prima delle feste di Natale, sia nella trasferta di Sarzana. La squadra pratese nei minuti finali era in vantaggio e in ambedue le partite si è fatta rimontare ed è uscita sconfitta. Si riprende con questa pallina a 2 riconquistata dal Prato, con Baldesi che a metà pista, pallina lunga, e il giocatore del Prato appunto invitava i suoi compagni a prendere posizione. Si ripartirà con il possesso pallina del Matera, con la conclusione del numero 36 Amatulli. Ora Santeramo, conclusione di Santeramo, la ribattuta, ancora Piozzini, azione personale di Piozzini che va a trovare il pareggio. Bel gol del capocannoniere del Matera, che con un'azione personale ha preso pallina lateralmente, è entrato in area, ha fintato e poi è andato a battere il portiere Vespi per l'1-1. Quando siamo al 14° minuto, ancora Piozzini, la conclusione ribattuta, il contropiede ora Prato con Capuano Lorenzo. Pallina ancora recuperata dal Matera con Santeramo, pallina dentro per Piozzini che non aggancia, pallina recuperata dal Prato. Capuano Lorenzo, lo scambio con Barbani, Baldesi, pallina dentro, però allontanata dai giocatori del Matera che possono ripartire velocemente con Piozzini. C'è il fallo e la punizione in favore del Matera. Sul punto di battuta vediamo c'è il portiere Lausi che va verso la panchina, quindi il gioco è fermo. Qualche problema per il portiere del Matera, e comunque si rimette subito il caschetto, gioco fermo, e va a riprendere posizione tra i pali. Punizione già battuta, respinta, può partire contropiede Capuano Alberto solo davanti a Lausi che ci mette una pezza. Pallina ancora recuperata dal Prato, da Baldesi, pallina dentro, un po' di confusione nell'area del Matera e ora può ripartire con Piozzini. Se ne va via Piozzini e va a realizzare un altro bel gol di Piazzini, azione personale del numero 3 del Matera che fa tutto da solo, azione di contropiede, penetra in area e poi va a realizzare in diagonale, ribalta il punteggio quando mancano 15 minuti e 20 alla fine di questo primo tempo. Il Matera ha ribaltato il risultato e dopo l'1-0 di Baldesi la doppietta di Piazzini ha ribaltato il risultato in favore del Matera. E ancora Piozzini, pallina dentro per il numero 36 Amatulli che non controlla, ma la pallina è sempre in possesso dei giocatori del Matera.
Piozzini, lo scambio all'indietro per Monticelli, poi Santeramo, la conclusione deviata, pallina recuperata da Barbani. Manovra la formazione pratese. Baldesi, conclusione che sibila vicino alla porta di Elausi, pallina recuperata da Barbani e ancora Prato a manovrare a metà pista. Ancora Capuano Lorenzo per Baldesi, supera la metà pista, Capuano Lorenzo, dietro porta, pallina dentro e l'arbitro fischia palla a 2 e frattanto c'è questa volta il time out richiesto dalla panchina del Prato da Tommaso Bianchi. Tommaso Bianchi che vuol parlare con i suoi ragazzi che avevano iniziato portandosi in vantaggio con Baldesi, poi Piozzini con una doppietta con 2 azioni personali ha ribaltato il risultato quando il cronometro dice che mancano poco meno di 14 minuti, 13:54 alla fine del primo tempo. Vede la formazione del Roller Matera in vantaggio qui al Palarogai per 2-1. Comunque questi primi 18 minuti di questo primo tempo, questa prima metà del primo tempo è stata una partita comunque aperta, combattuta ed equilibrata, decisa finora da 2 giocate personali di Piozzini, che ora è in possesso di pallina. Lo scarico però, pallina ora recuperata dal numero 74 Monticelli, lo scarico all'indietro per Torres, Olivares, Piozzini. Amatulli. Conclusione dalla distanza. Frattanto nel Prato è entrato il numero 7 Santoro che ha preso il posto di Barbani. Manovra ora Capuano Alberto che riceve, entra in area, il pallina però riconquistata da Piozzini che è velocissimo, supera la metà pista, finta il tiro, poi scarica all'indietro per Monticelli, ancora Piozzini, lo scambio tra i due. Amatulli, pallina per Torres Olivares. Conclusione dalla distanza, pallina ancora recuperata da Torres. Ancora Torres Olivares. Per Amatulli, lo scarico ancora all'indietro. L'arbitro ha visto un'infrazione, punizione in favore del Prato. Già battuta, pallina per Baldesi, lo scarico per Santoro. Appoggio per Capuano Alberto, ancora Baldesi. Torna indietro nella propria metà pista. Santoro, poi Capuano Alberto. Supera la metà pista, pallina dentro, però recuperata da Torres che se ne va veloce. Il tiro però si perde al lato. Pallina recuperata da Capuano Lorenzo.
conclusione dalla distanza, ancora Capuano Alberto che recupera la pallina dietro porta, ma la perde il fratello Alberto e se ne va via velocissimo Piozzini, che perde l'attimo e la coordinazione per il tiro, mentre il tiro di Amatulli si perde al lato e pallina recuperata da Santoro e supera la metà pista. Lo scarico all'indietro per Baldesi, per Mugnai, è entrato proprio ora, pochi istanti fa, Mugnai, che ha preso il posto di Capuano Lorenzo. Sta un po' facendo ruotare in pista i suoi uomini il tecnico Tommaso Bianchi. Baldesi si riesce a trovare lo spiraglio, il tiro, pallina però che torna in mano al Matera. C'è stata un'infrazione, situazione falli, partita finora corretta, un fallo di squadra a testa per le due formazioni. Respinge ora Vespi, può ripartire Capuano Alberto, però è solo, cerca di passare fra due giocatori, finisce per perdere pallina che è riconquistata dalla formazione materana. Conclusione dalla distanza di Torres, pallina recuperata da Mugnai, supera la metà pista, si ferma, scambia con Santoro. Mugnai, Santoro, ancora lo scambio tra i due, poi Baldesi torna nella propria metà pista, appoggia per Mugnai, poi ancora Baldesi, finisce però per un attimo per perdere pallina, ma la recupera ancora il Prato. Dalla distanza ci prova Mugnai, pallina alta, si riprende con la battuta, la punizione del Matera, già battuta. Santeramo, Torres, Amatulli, ancora Santeramo. La conclusione di Santeramo, e c'è stata la deviazione, se non andiamo errati, del numero 36 Amatulli. Sulla conclusione di Santeramo, Amatulli ha deviato sotto porta, portando sul doppio vantaggio 3-1 la formazione del Roller Matera, quando mancano 8 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo. Frattanto nel Prato è entrato anche Benelli ed è rientrato Capuano Lorenzo. Ora Benelli alla balaustra, finisce per perdere pallina Benelli, che poi va a commettere anche fallo, secondo fallo di squadra per il Prato, e riparte velocissimo il numero 36 Amatulli. Conclusione alta, pallina recuperata da Mugnai. E ancora il Matera a impostare questa azione d'attacco. 3-1 per la formazione del Roller Matera qui al Palarogai. È entrato nelle file del Matera anche il numero 33 Ferrara. È uscito Piozzini e Santeramo, lo scambio con Torres, la conclusione, respinge in qualche modo Vespi, pallina recuperata da Santoro,
Si ripartirà però con il possesso pallina per Matera. Che in questa fase della partita sta tenendo in mano il pallino del gioco. Il Prato che era partito bene nel primo quarto d'ora di gioco. Ora c'è questa punizione. Pallina che si è persa fuori dal rettangolo della pista del Palarogai, già recuperata. Capuano Lorenzo alla balaustra, c'è il fallo, quindi si riprende con la punizione all'angolo. Lo scambio tra Mugnai e Capuano Lorenzo. All'indietro per Benelli. Capuano Lorenzo, pallina dentro per Mugnai che non trova la deviazione, riparte velocissimo il numero 33 Ferrara che va a una conclusione alta. Pallina ancora in possesso del Roller Matera. Torres dietro porta, si gira e tira, ma la pallina è riconquistata dalla squadra pratese. Lo scambio tra Capuano Lorenzo e Santoro. All'indietro per Mugnai. Torna indietro, guarda il piazzamento dei compagni, poi scarica all'indietro per Capuano Lorenzo, ancora Mugnai. Un Prato che in questa fase di gioco non riesce a concretizzare e a trovare spazi per arrivare alla conclusione. Pallina dentro per Benelli. E sono scaduti 45 secondi senza che il Prato sia arrivato alla conclusione. E Bianchi chiama un altro time out, il secondo di questo primo tempo, quando mancano 5 minuti e 28. Prato, che dicevamo era partito abbastanza bene nella prima parte di questo primo tempo, partita equilibrata, combattuta, vantaggio Prato, poi l'ha ribaltata la formazione materana con la doppietta di Piazzini, il gol di Amatulli. E Bianchi sta facendo ruotare in pista un po' tutti i suoi uomini. Un Prato che ora negli ultimi minuti fa un po' più fatica a creare pericoli per la porta difesa da Elauzzi. Si riprende dopo il time out. È uscito anche Baldesi. Ora il quintetto del Prato è composto da Vespi Alessandro, Benelli, Mugnai, Capuano Lorenzo e Santoro, mentre il Matera oltre la Usi in porta, il numero 2 Santeramo, il numero 3 Piozzini, e poi c'è il numero 36 Amatulli e Torres. Ancora Piozzini, parata ancora di Vespi. Può ripartire Prato con Santoro, pallina dentro, non arriva alla deviazione Benelli. Pallina recuperata dalla Matera con Torres. Lo scambio con Piozzini. Pallina dentro, ancora Piozzini. Santeramo. Pallina filtrante, non la controlla Torres e può ripartire Prato con Benelli. Lo scambio con Capuano Lorenzo. Mugnai.
pallina recuperata da Santeramo, si ferma, aspetta l'arrivo dei compagni, poi la conclusione dalla distanza che sorprende Vespi e porta sul 4-1 Matera. Si era fermato Santeramo, magari aspettando, aveva recuperato questa pallina persa da Capuano Lorenzo, si è fermato, poi improvvisamente ha fatto partire un tiro dalla media distanza che ha sorpreso Vespi e ha portato sul 4-1 la formazione del Roller Matera. Pallina recuperata da Capuano, però la perde, c'è un pallina dentro, tenta la deviazione Amatulli, non ci riesce, riparte Benelli alla balaustra, all'indietro per Capuano Lorenzo, la conclusione dalla distanza, pallina che si impenna, viene controllata da Santeramo, lo scambio per Torres, Piozzini, ancora il numero 3 e poi c'è la conclusione alta di Torres, pallina recuperata da Capuano Lorenzo, ma è più veloce Santeramo, ancora pericoloso con questo tiro dalla distanza, un Prato che non trova sbocchi alla sua manovra. E in questa seconda fase del secondo tempo, in questi ultimi minuti, diciamo dagli ultimi 10 minuti, non riesce a trovare soluzioni offensive per impegnare la formazione materana. Manovra Benelli, rientrato Baldesi, Benelli, Mugnai, finisce per perdere ancora una volta pallina il Prato, del solito Piozzini a recuperarla, Santeramo. Tiro dalla distanza di Santeramo, pallina alta, pallina recuperata da Mugnai, lo scarico per Santoro che è costretto a tornare indietro per Baldesi, cerca Baldesi, però pallina ancora recuperata da Piozzini, filtrante per il Matera che va a realizzare, pallina filtrante per il numero 74 Monticelli che va a realizzare il quinto gol. 5-1 per Matera, un Matera che con facilità trova azioni offensive, un Prato che invece in questa ultima fase del primo tempo non riesce a concretizzare. Piozzini, Santeramo, ancora Matera che manovra, conclusione del numero 74 Monticelli, ancora pallina per il Matera riconquistata da Baldesi, pallina dentro per Santoro che non controlla, la recupera Torres, lo scambio con Piazzini, la finta, poi si ferma, torna indietro, lo scambio con Santeramo, un Prato e un Matera che ora è in vantaggio di 4 gol, gestisce la partita quando mancano ormai pochi secondi alla fine del primo tempo.
ancora Piozzini, conclusione dalla distanza, termina al lato ma la recupera ancora Monticelli. Santeramo, pallina alla balaustra per il numero 13 Torres che subisce fallo. Si riparte con la punizione all'angolo per Matera. Situazione falli squadra, 3 per il Prato, 2 per il Matera. Ultime battute di questo primo tempo, con possesso pallina ora del Prato che deve andare a tirare e c'è il fischio, c'è la sirena. Pallina che era stata recuperata dal Prato ma mancavano 2 secondi e non c'è stato il tempo di arrivare a una conclusione. È arrivata la sirena, finisce il primo tempo qui al Palarogai con il Matera nettamente in vantaggio, 5-1 il punteggio dopo che il Prato era passato in vantaggio dopo poco meno di 5 minuti con Baldesi, poi la doppietta di Piazzini, il gol di Amatulli, poi quello di Santeramo e di Monticelli per il 5-1 con il quale si chiude il primo tempo qui al Palarogai e noi vi diamo appuntamento fra circa 10 minuti per il secondo tempo.
Torniamo in collegamento con il Palarogai di Prato per la quarta giornata, la quarta giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista. Sono di fronte Hockey Prato 1954 e Roller Matera. Primo tempo che si è chiuso con il Roller Matera in vantaggio per 5-1. Dopo il gol iniziale del Prato con Baldesi dopo 4,58, la serie dei gol del Matera con la doppietta di Piozzini, Amatulli, Santeramo e Monticelli. C'è frattanto il fischio dell'arbitro Sala che dà inizio a questo secondo tempo con questa pallina recuperata alla balaustra da da Santeramo, e Matera a manovrare con Piozzini, autore di 2 gol che lo fanno salire a quota 11 nella classifica dei marcatori della Serie A2. Santeramo, pallina per Torres, ancora pallina per il numero 74 Monticelli, scaduti i 45 secondi. Può ora rimpostare Prato con Baldesi. Prato che ha iniziato questo secondo tempo con Vespi in porta, Capuano Alberto e Capuano Lorenzo, Baldesi e Barbani. Ancora Barbani, pallina all'indietro per Baldesi, conclusione di Baldesi. Pallina recuperata da Capuano Alberto che la perde, riparte Torres, velocissimo, si porta dietro porta, all'indietro per Santeramo, Piozzini, lo scambio, Monticelli, Santeramo, conclusione dalla distanza. Pallina ancora però riconquistata dal Prato con Capuano Lorenzo, non si capisce con Barbani, pallina per Alberto Capuano, per Baldesi, ancora il numero 5 del Prato in possesso di pallina, pallina filtrante per Barbani, scarica all'indietro, però c'è un fallo fischiato contro il Prato, un Prato che non riesce a trovare, a rendersi pericoloso. Pallina ancora riconquistata dalla formazione di casa con Baldesi, si ferma, poi l'appoggio per Capuano, lo scambio, ancora Capuano Alberto e ci mette una pezza al portiere del Matera, azione pericolosa questa volta del Prato, siamo già dall'altra parte, pallina parata da Vespi, però riconquistata dai giocatori del Matera, da Torres per Piazzini, conclusione ribattuta, pallina ancora per Piozzini, manovra ancora la formazione del Matera, Santeramo, Monticelli, Piozzini, palla che rimane lì e riparte Prato con Barbani, la conclusione ribattuta e Monticelli rilancia in avanti, pallina riconquistata da Capuano Lorenzo che scambia con il fratello Alberto, poi Barbani, pallina deviata, Baldesi alla balaustra, però è più veloce Torres che lancia a Santeramo
che si ferma, scarica all'indietro su Torres e poi per Piozzini. Manovra ancora la formazione materana allenata da Valerio Antezza, che ricordiamo nella sua carriera di giocatore anche un passato con la maglia del Prato ormai parecchi anni fa. Conclusione dalla distanza di Santeramo, ribattuta, pallina riconquistata dal Prato, poi la riperde Torres, conclusione smorzata dalla stecca di un giocatore del Prato e può ripartire Capuano Alberto. Barbani, Baldesi, pallina per Baldesi, la mette nel mezzo per Capuano Alberto, che però ci mette troppo a controllare, va via velocissimo Piozzini che va a terra. Per l'arbitro non c'è niente, è stato colpito a una mano dalla stecca di un giocatore del Prato, però tutto regolare per l'arbitro. Palline perse da una parte e dall'altra, ora è Baldesi che la riconquista. Lo scambio per Capuano Alberto. Baldesi, Barbani, diagonale che si perde al lato, ancora possesso pallina Prato, solo per un attimo, poi c'è il fallo di Capuano Alberto su Santeramo, quinto fallo di squadra Prato. E si riparte con la punizione per Matera, che frattanto fa rientrare il numero 33 Ferrara ed esce Torres. Ecco l'ora il numero 33 alla balaustra con lotta con Capuano Lorenzo e c'è il fallo per Matera. Monticelli ora in possesso di pallina, lo scambio con Santeramo. Piozzini, ancora Santeramo, la conclusione che sibila vicino al lato destro della porta di Vespi, recuperata da Capuano Lorenzo, tenta la conclusione dalla distanza, se non abbiamo visto male, deviata dal portiere del Matera. Pallina filtrante per il numero 74 Monticelli, però ci mette una pezza il portiere Vespi. E siamo già dall'altra parte con Capuano Lorenzo, Baldesi, pallina dentro per Capuano Alberto, la perde però e Santeramo la riconquista, la scambia con Piozzini. Ferrara, ancora Matera a manovrare con Piozzini, Ferrara, pallina dentro ma viene recuperata da Barbani. Barbani supera la metà pista, lo scambio con Capuano Alberto, poi Baldesi. Baldesi in velocità, mette dentro, ma Piozzini ben appostato in mezzo all'area
la riconquista, l'appoggio per Ferrara, tiro al volo, ancora Ferrara, gira dal limite dell'area e spinge Vespi con la pallina che resta lì e Barbani rimposta un'azione offensiva, non c'è fallo, Capuano Alberto non riesce a superare l'avversario. Santeramo pallina ora per Prato perché sono passati i secondi, pallina dentro, respinge la Usi, però può ripartire il numero 33 Ferrara, sbaglia il passaggio, può ripartire ora Barbani, pallina dentro, Piozzini, Santeramo e la rete di Santeramo con una conclusione da fuori area che sorprende Vespi, gol numero 6. Gol numero 6 del Matera con Santeramo che firma per ora la doppietta personale. Già ripreso il gioco, c'è il fallo fischiato a Baldesi su Santeramo. No, vediamo, sì, sesto fallo di squadra per Prato. Rimane a terra Santeramo che deve rimettersi a posto i guanti. Sesto gol per il Matera con questo tiro dalla distanza di Santeramo che ha sorpreso Vespi. Ora Piozzini non controlla Ferrara, pallina recuperata dal Prato. Capuano Lorenzo, lo scambio con Baldesi. C'è frattanto entrato in pista anche Poli, che era finora l'unico giocatore a non essere entrato fra le fila del Prato. Fa giocare un po' tutti, fa ruotare in pista un po' tutti il tecnico Bianchi. Baldesi, slalom di Baldesi, pallina ribattuta e riparte Santeramo. Piozzini, Santeramo, Ferrara. Conclusione ancora di Santeramo. Pallina recuperata dal Prato. È passato, mancano 13 minuti alla fine della partita con Matera in vantaggio per 6-1. E partita naturalmente in mano alla formazione allenata da Valerio Antezza. Seguiamo ora questa azione offensiva di Prato, va giù Barbani ma non c'è niente per il direttore di gara. Siamo già dall'altra parte con Piozzini che alza la pallina e va a superare Vespi per il gol numero 7 e terzo personale di Piozzini. Questo alza e batti di Piozzini che firma il gol, il suo terzo gol, tripletta, e ora c'è un cartellino blu per il numero 74 Monticelli. Blu per Monticelli e ci sarà il tiro libero, tiro diretto per Prato, se ne incarica Baldesi.
Baldesi va a realizzare Baldesi sul tiro diretto, il gol che accorcia le distanze. 6 Matera, 2 Prato. I 2 gol pratesi portano entrambi la firma di Maurizio Baldesi. C'è fallo e punizione per Prato, terzo fallo di squadra per Matera, mentre ne ha 6 a carico il Prato. Capuano Lorenzo, Baldesi. Baldesi in area, Baldesi e va a realizzare Baldesi con un'azione personale. Accorcia Baldesi, azione personale di Baldesi dalla sinistra, è entrato in area e il tocco che ha superato Elausi e si riparte. 12 minuti e 40 alla fine, 3 Prato, 6 Matera. Si lotta alla balaustra, pallina recuperata, ora Baldesi dalla distanza para Elausi. Può ripartire il numero 36 Amatulli. La conclusione di Torres ribattuta. Può ripartire Prato, ora è rientrato Santoro. Vediamo un attimino il quintetto del Prato, è Vespi, Capuano Lorenzo, Poli, Baldesi e Santoro. Intanto c'è un'altra parata di Vespi sulla conclusione del numero 13 Torres Olivares, giocatore cileno. Poli a manovrare, lo scambio con Capuano Lorenzo. C'è anche Mugnai. Pallina recuperata da Amatulli. Piozzini, la risposta di Vespi. Santoro. Lo scambio con Capuano, scarica all'indietro per Poli. Alla balaustra lottano Piozzini e Santoro. L'arbitro ravvede un fallo di Santoro. Si rialza Piozzini. Settimo fallo di squadra per Prato. Già battuta la punizione che con Santeramo che supera la metà pista. Piozzini, Amatulli. Dieci minuti alla fine della partita. Santeramo, la conclusione, pallina recuperata da Santoro. Poi Capuano Lorenzo, ma Torres riconquista pallina, può rimpostare Matera, se ne va via velocissimo Piozzini, finta al tiro.
va a terra ma non c'è niente, però rimane a terra Piozzini e l'arbitro ferma il gioco. Ferma il gioco il direttore di gara, forse ha preso un colpo al viso. Gioco fermo, ma si riprenderà con il possesso Pallina Prato perché l'arbitro non aveva fischiato nessun fallo a favore del giocatore del Matera e quindi si ripartirà con la punizione Prato. Lo scambio tra Mugnai e Poli. Pallina lunga per Capuano Lorenzo. Finisce però per perdere pallina Piozzini a Matulli, ma la riconquista Poli, supera la metà pista. Pallina alla balaustra, Poli scarica all'indietro per Mugnai, non ha spazio, scarica per Capuano, per Poli però non va a buon fine il triangolo con Capuano Lorenzo. Pallina riconquistata da Matera. Piozzini, Monticelli, la parata ancora di Vespi. Pallina riconquistata da Prato con Capuano Lorenzo, Mugnai, Santoro, Capuano Lorenzo che va a guadagnarsi un fallo per questo intervento di Torres, è un fallo di squadra, quindi 4 falli di squadra per Prato, frattanto per Matera, scusate, 7 per Prato, frattanto c'è il time out, questa volta richiesto dalla formazione di casa. Frattanto c'è già un risultato di questa quarta giornata, si è giocato alle 20, il Pumas Viareggio ha espugnato la pista di Salerno per 4-0. Prato finora, dicevamo, a 0 punti, 3 sconfitte maturate in queste prime 3 giornate di campionato. Le ultime 2, come dicevamo, maturate proprio negli ultimi minuti di gioco, come quella di Sarzana prima della sosta natalizia. Altri risultati dalle altre piste: 2-2 fra Oche Viareggio e Sarzana, mentre il Camaiore sta vincendo 4-1 con il Follonica, scusate, con il Castiglione. 4-1 con il Castiglione, mi ero confuso io. Per il Follonica sarà il prossimo avversario del Prato sabato prossimo. Prato avrà un'altra gara casalinga, Follonica quest'oggi riposa. Pallina ancora in possesso di Prato con Barbani. Dopo il time out il quintetto ora è composto da Vespi, Baldesi, Barbani, Mugnai e Santoro. Fasi un po' convulse e confuse della partita. Ora Barbani per Mugnai, Baldesi finisce per perdere pallina ma la riprende Mugnai, conclusione che trova una deviazione, pallina che finisce fuori dal balaustra.
finisce sotto le tribune del Palarogai. Ecco, viene recuperata e ributtata in pista e si riprende con possesso palla Prato. Barbani all'indietro per Mugnai. Baldesi, la conclusione dall'angolo sempre per Prato. Lo scambio tra Santoro e Mugnai. Pallina dentro per Barbani, si gira, la doppia parata di Elausi. E siamo ora dall'altra parte con Piozzini che scarica su Torres. Amatulli per Monticelli. Dietro porta, lo scarico su Torres. La girata di Amatulli, pallina riconquistata da Prato, rimposta Baldesi. E c'è il tiro di Baldesi con la deviazione volante di Santoro che però non inquadra la porta, e dall'altra parte Torres va a realizzare sul contropiede, va a realizzare Torres. Il gol numero 8. Il gol numero 8 per Matera. Si lotta alla balaustra, finisce per perdere pallina. Ora si gioca naturalmente senza schemi. Prato che deve recuperare ormai troppi gol, si getta in avanti. Quindi ci sono azioni da una parte e dall'altra. Pallina riconquistata da Mugnai. A terra ancora Piozzini e si va a beccare un'ammonizione, un giallo, il giocatore del Matera. Ora non so se il giallo era per al tavolo, l'arbitro spiega l'accaduto anche al allora no, c'è allora c'è un po' di confusione, vediamo
po' di confusione. Allora probabilmente è stato espulso il numero 13 Torres e quindi era rientrato in pista il numero 5 Rondinone, ma Matera deve giocare con l'uomo in meno, quindi superiorità numerica Prato. Conclusione di Santoro, ribattuta ribattuta e ora c'è il blu per Santoro. Abbiamo perso un po' il conto. Allora ora blu per Santoro e tiro diretto di Piozzini. Tiro diretto di Piozzini, finta contro finta, poi il palo e poi il palo, riparte Baldesi, non c'è fallo, quindi si sta giocando 4 contro 4, sì, perché era in inferiorità il Matera, ora lo è anche il Prato. Siamo ora con la conclusione del numero 36 Amatulli, sì, 4 contro 4 perché è fuori Torres e fuori Santoro. Pallina dentro per Baldesi, scarica all'indietro per Mugnai, la conclusione di Mugnai, para a mani aperte ma viene colpito ad una mano Baldesi dalla pallina, colpito al polso, al braccio, rimane dolorante a terra il giocatore del Prato. Sì, c'era stato il cartellino blu per Torres in precedenza, quindi il Matera era con l'uomo in meno, con l'uomo in meno ha guadagnato il tiro diretto per il fallo di Santoro e ora le due squadre stanno giocando con 4 elementi, il portiere e 3 giocatori di movimento a testa. A breve rientrerà però prima il giocatore del Matera. Seguiamo questo tiro di Mugnai che poi manca la deviazione, Baldesi sotto porta, la conclusione è ancora deviata, ancora Barbani, 2 minuti e 30 alla fine. Perde pallina Baldesi, contropiede tutto solo di Piozzini che va a realizzare Piozzini. Piozzini in contropiede, va a realizzare il 9-3 a 2:20 dal termine. E ora le due squadre, se non erro, ritornano in parità per questi ultimi 2 minuti di gioco. Ancora Piozzini, c'è il fallo, ottavo fallo di squadra per Prato. 2 minuti alla fine della partita con il Matera saldamente avanti per 9-3. Pallina riconquistata da Capuano Alberto, chiede fallo, c'è il fallo ora di Rondinone su Baldesi, c'è il fallo di Rondinone su Baldesi.
questa spinta del giocatore è anche fisicamente. Si riparte con la punizione Prato, 1,39 alla fine, da Baldesi a Mugnai. Piozzini, lo scambio non riesce, ora è Barbani, la conclusione, respinge Elausi e Piozzini e questa volta vede lo sgambetto l'arbitro di Barbani, quindi c'è blu per Barbani. Una partita era stata finora tranquillissima, ora negli ultimi minuti sono volati diversi cartellini blu, secondo me forse non tutti erano così evidenti. Spara fuori il tiro diretto Piozzini. ...40 secondi alla fine, sul punteggio di 9-3 per Matera. Piozzini tiene pallina Matera, ormai mancano 17 secondi alla fine. Pallina dentro, ormai ultimi secondi, Piozzini la mette dentro e va a realizzare rondinone proprio a fil di sirena sul passaggio di Piozzini, va a realizzare il gol numero 10, rondinone appena entrato su assist di Piozzini, e finisce qui al Palarogai con il punteggio di 10-3 per il Matera. Finisce, dicevamo, 10-3 per il Matera. Ricapitoliamo: vantaggio di Baldesi nel primo tempo, poi gol, la doppietta di Piozzini, Amatulli, Santeramo e Monticelli per il 5-1 per il Matera, con cui si è concluso il primo tempo. Poi nella ripresa Santeramo, ancora Piozzini, poi la doppietta di Baldesi e ancora i gol di Torres, Piozzini in contropiede e ancora rondinone per il 10-3 finale, con il Roller Matera che sale a 9 punti in classifica e il Prato che resta a 0 punti in classifica. Quest'oggi partita che è stata dominata da Matera, solo i primi 10 minuti di gioco, poi il Matera ha allungato e ha tenuto in mano la partita per praticamente per tutta la partita. Prato che sarà nuovamente in casa qui sabato prossimo alle 20:45 contro il Follonica, dove cercherà questi primi punti in campionato che finora non sono arrivati. Allora chiudiamo qui dal Palarogai di Prato, ribadiamo il punteggio: Roller Matera 10, Hockey Prato 3. Un saluto a tutti e ai prossimi appuntamenti con l'Hockey Prato 1954. Un saluto a tutti.